Dimmi cosa cambia quando si ama e non si è amati, o si è amati e non si ama, cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore, cosa resta? Io farò le stesse cose, cambierò 3 volte al mese, rifarò gli stessi errori, quelli che ho lasciato fuori. Senza voltarmi chiederò amore, affetto a una ragazza di colore che mi dirà le stesse cose in una lingua che tu non puoi capire. Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente. Cambiano le mode, i discorsi e gli orizzonti, ma è con noi che poi bisogna fare i conti. Storie nella storia, vecchie storie, nuove nella stessa storia. Cose già pensate, cose morte, poi rinate in altre cose. E tu amore, amore grande, amore forte, disperatamente amore. Che cosa credi di cambiare con quegli occhi verdi e grandi come il mare? E vanno così, così vanno le cose. E vanno così, così vanno le cose. E vanno così, così vanno le cose. Arriverà il giorno in cui potrai restare un po' da solo nel mio cuore. E lascerò che mi rapisca e mi contagi col fortissimo chiarore. E ne sarà di quell'amore che hai lasciato per le strade d'ogni dove. Quando per stringere mi hai dovuto sempre dire ripariamoci che piove, che piove, piove. Io farò le stesse cose, cambierò 3 volte al mese, rifarò gli stessi errori, quelli che ho lasciato fuori. Dimmi cosa cambia quando si ama e non si è amati, o si è amati e non si ama, cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore, cosa resta? Storie nella storia, vecchie storie, nuove nella stessa storia. Cose già pensate, cose morte, poi rinate in altre cose. E uno così, così vanno le cose. E vanno così, così vanno le cose. Dimmi cosa cambia quando si ama e non si è amati, o si è amati e non si ama, cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore, cosa resta? Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente. Cambiano le mode, i discorsi e gli orizzonti, ma è con noi che poi bisogna fare i conti. Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente. Cambiano le mode, i discorsi e gli orizzonti, ma è con noi che
Buonasera, buonasera a tutti. Complimenti Paolo, grande inizio, grande regia, bravo, facciamo tutti insieme, anche voi a casa perché vi vedo. Un applauso al Paolino, bravo Paolo, mi piace quando siamo in tanti qua sopra, poi tutti uguali a me, almeno non litigo con nessuno. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi in questa diretta. Sarà una diretta carina, emozionante, divertente, avremo molte delle vostre richieste, andiamo a raccontare un po'. Ci sarà, vabbè, adesso tra un po' arriverà Amedeo Grillo col suo cavallo di battaglia, la rondine del mango, e poi avremo Bella Bionda, Muso Duro, Mistero, poi non vi dico cosa succederà nel secondo tempo perché abbiamo fatto un altro scherzo a Ciro. Ieri ne abbiamo mandato uno in onda che era del 2023 e oggi gliene abbiamo fatto un altro, ma ve lo dico dopo. Adesso un brano di Neck che a me piace molto perché è un brano che nella mia vita ho riscontrato veritiero tante volte, no? Soprattutto qualche anno fa, tanti, andavo nei locali e allora cosa fare? Per quando ti piaceva una ragazza iniziavi cercando lo sguardo, se l'occhio si incrociava magari ci poteva essere qualche possibilità, e Neck lo spiega molto bene in questa canzone che si intitola Basta uno sguardo. Alright, buon divertimento amici a casa, scrivete. L'atmosfera è giusta intorno a noi, luci basse di locale, ok. Faccio il disinvolto, scherzo, ma c'è qualche cosa che non va, non c'è il contatto che vorrei. Metto fumo, alcol tra noi due, racconto un mucchio di bugie, ma sono in imbarazzo quando te cerco di levarmi via dai guai con parole che non uso mai, perché a volte sai basta uno sguardo, dice di discorso che fai, ti toccherei, ma non mi azzardo. E poi cosa succede non lo so, sposto la bottiglia solo un po' e cambiano colore gli occhi tuoi e scoppiamo a ridere tra di noi e tu sei finalmente come sei, perché a volte sai basta uno sguardo, dice di più di un discorso che fai, tu parli ed io
io ho faticato un po' a leggere il testo perché il mio sguardo andava molto sullo schermo di ritorno. Paolino, ci piace, c'è poco da fare. Quando una cosa ti piace, ti piace. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. E adesso è il momento di far entrare una delle voci più belle di Casa Peiretti. Sistemo il suo microphone perché entra così, come direbbero in gergo calcistico, a gamba tesa, con un brano pazzesco che si intitola La Rondine. Ciao Amedeo, buonasera, benvenuto. La Rondine, vai. Così ricordiamo il grande Mango. Ti vorrei, come sempre ti vorrei, notte farà, mi penserai, ma tu che ne sai dei sogni, quelli sogni e non li vedo, che ne sai, chissà che mi scriverai, forse un addio, o forse no, ma tu che ne sai dei sogni, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio dove sei, unico amore che vivrei, sai di vento del nord, sai di buono ma non di noi, e stessa luna metà, sei nel cielo sbagliato. Non lo so quanto tempo ammazzerò, mio libro mio, non ti leggerò, baciandoti sulla bocca, sfiderò un'altra volta, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio a metà, se il mio passo nel vuoto, dove sei, l'unico amore che vivrei, e sai di vento del nord, e sai di buono ma non di noi, e stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato. Alla voce per voi Amedeo Agrillo, bravo il nostro Amedeo, bravo. Bravi, siamo già in ritardo. Infatti dovrei lanciare la pubblicità, ma non lo faccio. Innanzitutto ti do il benvenuto. Bentornato in Casa Peiretti, bentornato in diretta. Ricordo che siamo in diretta 348 80 40 254, il numero per le vostre richieste, fotografie, messaggi e saluti all'Amedeo going Agrillo. Adesso però, prima della pubblicità, perché è arrivata 100 volte questa richiesta, Sì, e ho aspettato te per farla. Non l'abbiamo mai fatta, giusto? Non l'abbiamo mai fatta. Esatto, quello è il problema. Guarda, buonasera a tutta Casa Peiretti.
Piretti. Enrico, vorrei ascoltare la canzone Bella Bionda di Daniele Di Martino Andrea di Borgomanero. Eccola qua, vamos! Bella bionda, parla con te, ti offendi se ti offro da bere. Bella bionda, parla con te, beviamo qualcosa, la notte è lunga, sì, bevi uno champagne, prendi quello che vuoi, basta che stai con me. Io ti porterò dove sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove vuoi tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle più belle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo, bionda balla per me, sei uno schianto. Bella bionda, bella bionda, Amedeo. Sì, ma non si guarda, non guardare dietro, no. Bella bionda, sei una bomba, con quei tacchi e quel vestito sei in top. Bevi uno champagne, prendi quello che vuoi, basta che stai con me. Io ti porterò dove sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove vuoi tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo, bionda balla per me, bionda balla con me. Sì, ma tu devi fare quella roba lì. Devi fare la stessa cosa, Mica facile. Io ti vedo, Amedeo, fare le evoluzioni così. Dai, gran finale. Io ti porterò dove sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle più belle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo, bionda balla per me. Tutti! Bionda balla con me. Come pazzi cantiamo. Sei uno schianto, dammi di sudore, senza più parole, voglio stare con te. Ci tieni a sera, vieni a ballare con me. Bravo Amedeo, bravo. Questo non ti lascia prendere fiato. No, più che altro, sai come quando vai a scalare in montagna ti dicono non guardare mai giù. Tu cantavi, ti ho detto non guardare mai su, altrimenti molo tempo. Il tempo e il ritmo, guarda me, guarda, c'è su lì. Qua. Ma si può, perché? Ma si può, sì, devi guardare sempre la telecamera, dice il gufo vicino alla telecamera. Pubblicità, torniamo subito, 2 minuti e mezzo con un'altra State vostra là, richiesta okay. a muso duro. Pubblicità. Tranquilli, Amedeo torna tra un po' e dopo l'immagine di prima è andato per un po' d'acqua perché qui la situazione sto scherzando, è qui che se la ride adesso tornerà. Prossima vostra richiesta, vai Paolo, vai Paolino bello. Ciao Enrico e Valentina, quando è arrivata quando c'era Valentina, siete eccezionali, vorrei fare una richiesta a muso duro di Pierangelo Bertoli, Luca dal Biellese. Innanzitutto salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dal Biellese e Luca è tutta dedicata a te.
adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso e fare deficienti nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Grande richiesta. Non so ne sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi con il gusto. Sì. Canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. Oh, yeah. Amedeo, cosa ne dici di questo testo? Questo testo è forte per noi che facciamo musica, soprattutto lo sento molto mio in questi giorni dove sto scrivendo gli ultimi testi, le ultime frasi del mio CD, no? Sono cose che pensavo noi, ma probabilmente pensano un po' tutti. E sarà un CD molto particolare, no? Ho scritto dei testi difficili, testi complicati, testi che parlano, c'è una sola canzone che parla d'amore su 9 brani. E lui dice proprio questo, cioè io canto le mie canzoni per chi sa capirle. Per il resto che non sa capirle, che vuole la rima, il cuore che fa amore con amore, ci saranno altre strade, no? Come dicevano le volte, ognuno fa quello che vuole. Ecco là che non ho capito. No, dilla bene, dilla ognuno bene. fa quello che vuole. No, la preferivo prima.
Ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa, prima l'età più stretta, però ognuno fa quello che vuole. Ogni tanto sembri la mia amica cinese parlare. Ogni volta ascolta, Amedeo, il prossimo brano è molto bello perché arriva il nostro concerto a richiesta, però devo dirti che Dimmi. abbiamo fatto uno scherzo io e Paolo Ancora? oggi a Ciro. Sì, perché io ero qua tranquillo alle 6 a fare le prove, sai, io le prove le faccio al pomeriggio, mi metto lì, guardiamo gli video, guardiamo gli sfondi, decidiamo le canzoni da fare. Ed è arrivato Ciro, così, ma Ciro però non sapeva. E cosa volevi? Noi le prove le registriamo, perché così se sbagliamo qualcosa, dici, guarda, ascoltati di nuovo questa frase qua. Noi abbiamo 2 ore di prove dove registriamo tutto. E lui è venuto perché voleva cantare una canzone. E io lo cantare? Sì, ma che roba, ragazzi, fermi lì, lasciate stare qualsiasi cosa state facendo, perché arriva, faccio pure il lancio figo, signore e signori, direttamente da Sanremo 2025, la canzone Cuoricini. Vai Paolo, dai, mamma mia, Ciro stavolta mi ammazza. Ok Paolo, io direi che siamo abbastanza a posto, mi sento molto bene, stasera la scaletta te l'ho mandata, adesso aspettiamo Amedeo Grillo che proverà le sue 4-5 canzoni, comunque ci siamo, i video li abbiamo visti dietro, cosa c'è? Cos'è sto casino? Fatelo entrare Ciro, mio amico, fatelo entrare, ciao Ciro! Ciao, Guarda ciao, che ciao. manca veramente pochissimo la lo so, diretta, ma quindi... c'è una gara di karaoke. Enrico, se non parlo al Ho microfono... una gara di karaoke, devo provare questa Ma canzone. quando? Adesso. No, adesso. sono le 18. Però- Adesso. Ma sono le 18. Ma No, adesso ve lo- rapido, proprio a... Cioè tu stasera è una gara di karaoke. Ci sono delle mie Guarda che non ce la facciamo. Hai le amiche. Dai, dimmi il nome di qualche amica. I nomi privacy. Non si può, privacy. Si può privacy. Privacy. Però Allora, fa ma tu farle- adesso provo. ho 10. Sì. Dimmi Paolo, scusa un attimo. Paolo, dimmi. Enrico, guarda che non ce la facciamo se... Non so se andiamo in diretta, se fai provare la canzone. Dai, ha una prova, abbi pazienza, ha una prova stasera di karaoke, ma ci mette 5 minuti. Che canzone vuoi cantare? Cuoricini. Questa di Sanremo? Sì. Ma tu? Sì. Vabbè, C'è una dai. gara stasera Sì, con sì, quel- sì, Cuoricini. E devi... Hai qualche... Sì, te le metto io. Dai, aspetta. solo perché Cuoricini, va bene. Cosa c'è? Solo perché canta Cuoricini, va bene. Vabbè, dai, veloce. Veloce. Tra un po' arriva Amedeo. Ok, Cosa ok. fa? Ah, Di che qua, so. di qua. Beh, tocca. Vabbè. Senti bene? Sì, ottimo. Sì, quindi Ottimo, stasera so vai. caldo, Non so guardare caldo. mai lassù, Ok, guarda sempre ok, beh, guarda come lo se schermo, fosse, ok. fosse il Perfetto, va bene? perfetto, Ok. perfetto. Vabbè, proviamo. In bocca al lupo per stasera. In bocca al lupo. Grazie. Occhio solo al cavo. Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra, con lo sguardo verso il cielo, la morale per terra. Se mi trascuro impazzisco come maionese, io ci sto male. Vai a tempo, siamo noi che stiamo male, se no. Vorrei svagarmi ma oggi una canzone dura come un temporale, anche se molto popolare, e mi hai buttato via in un sabato qualunque, mentre andavi in cerca di uno slancio di modernità, ma tu volevi solo cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, stramaledetti cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto, poi mi uccidi, con gli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo. Bravo, basta. Un divano e 2 telefoni e la tomba dell'amore. C'era detto anche il dottore, porta un chilo di gelato e poi nel dubbio porta un fiore e almeno un kiss, please. E se oggi ho le pupille più grandi del cuore non mi giudicare male. Che
che dovrei dire? Io ti parlavo e tu nemmeno mi ascoltavi, tu mettevi solo cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, tra maledetti cuoricini che mi dono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, con gli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo, ma fortunatamente un sabato qualunque mi hai portato via da tutta questa modernità. Ma dove scappi senza cuoricini, per l'autostima, cuoricini, che medicina, cuoricini, ma che tolgo il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, con gli occhi sono Bravo. due fucili Guarda, che secondo me, sparano vabbè, sui vabbè. cuoricini, Vabbè, no, io direi, persino sì, si è capito, sotto la Guarda, notizia guarda, crolla aspetta, il basta, mondo. Cuoricini. basta, guarda, devo dire che Ero caldo, lo so, t'ho visto, ero bello. caldo. Devo dire che stasera hai buone possibilità, ma proprio tante possibilità Grazie, di grazie, conquistare, grazie. cioè tu arrivi lì con questa canto, canzone, gliela dedica, spero. è una dedica alle tue... alle mie farfalle. È arrivato ai Medeo, cuoricini. meno male, è arrivato Medeo a fare le prove, va bene, grazie mille, arrivederci per la prova, e grazie. complimenti per Buona stasera, trasmissione, c'è in bocca al lupo per bocca- stasera, se ne vada però, non è che può stare qua, devo fare le prove, grazie. Scusa Ciro, lo so, scusa. Scusami, però era più forte di me Amedeo, era più forte. Quando Paolo mi ha detto "Senti, ma questo pezzo registrato lo vuoi mandare in onda?" Faccio "Ma quale?" "Ciro, sai che registriamo?" E faccio ti prego taglialo questa sera, mandiamo in onda." Però io immagino, pensa che si fosse collegato soltanto adesso, No, che io non avesse immagino mai visto stasera- Casa Peiretti immagino prima. stasera dal karaoke che succede. Vabbè, stasera ragazzi un tripudio di emozioni proprio. Va bene, torniamo a noi Siamo- dopo questa parentesi, i nuovi mostri. Altra richiesta Paolo, poi ritardiamo un po' la velocità, tanto a forza di ritardare finiamo alle 23 stasera. Dal vostro con repertorio molto vario, quando è possibile sentire il nostro concerto di Umberto Bindi. Buona serata e un saluto da Carlo Rotellini Corio. Vai Amedeo, tutta per te. Più uno, no? Sì, bravo. Che c'è? Dimmi. Attenzione, problema tecnico. Dica, aspetta. Cos'era, scusa, il pezzo? Il nostro Dica. concerto? Cosa ho Ti sei- messo? Ti sei sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, capita, No, ho sentito, ma stavo ancora pensando a Ciro. Stavo io, riflettendo un attimo io. Stavo ancora pensando a Ciro. Chiedo scusa, ragazzi, errore mio. Siamo in diretta. È stata l'emozione di sentir cantare Ciro. ovunque sei, se ascolterai accanto a te, mi troverai. Vedrai lo sguardo che per te parla. È la mia mano che la tua cerco. Ovunque sei, si ascolterai.
E con questo brano finisce il primo tempo il secondo tempo di Casa Peretti. Nel terzo tutti i vostri messaggi. Chissà se è arrivato anche qualche messaggio per Ciro. Non lo so. Sicuramente. Comunque sia, torniamo tra 2 minuti e mezzo e voi non cambiate canale. Secondo me sono tutti ancora rimasti un po' scioccati da prima, altro che cambiare canale. Non trovano più il telecomando. Pubblicità. Bentornati in quest'ultima parte di Casa Peretti. Ricordo che domani sera qui con me ci sarò semplicemente soltanto io e vi ho già preparato una scaletta particolare. Molti brani che hanno vinto il Festival di Sanremo, quindi sarà una lunga carrellata. Adesso però andiamo a leggere la prossima richiesta. Vai Paolo, vediamo un po'. Vai, sparami davanti a me la prossima richiesta. Wow, complimenti Casa Peretti, come al solito bella serata. Mi fareste ascoltare Amico di ieri delle Orme, Nicola Cabeza. Vai Amedeo. Vento d'autunno intriso di sabbia, posi il tuo velo sulla città. Il deserto è la tua culla. Non conosco la tua età. Porti il ricordo di antichi pionieri, spingi da un sogno di libertà. Hai disperso i loro canti, ti hai guidati verso il mare a una nuova realtà. Vento d'autunno, amico di ieri, oggi nessuno si cura di te. La tua voce che si alza toglie il sonno a chi riposa, sporca solo la città. A grande richiesta, grande interpretazione del nostro Amedeo Grillo, amico di ieri, proprio un brano che te piace, te gusta, te gusta, Lo te cantavo gusta. quando avevo 17-18 anni, lo cantavo nel 72, non è un problema. Ehi dai. là, bello, mi fa Dopo molto tanti, piacere. tanti anni. Sei pronto alla carrellata d'affetto dei nostri amici a casa? Sei Già. prontissimo? Andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Vai Paolo, vai regia. Wow, che bella questa grafica. Un saluto al mio amico Luca di Volpiano da Caterina, Enrico di Rivarossa. Ciao Peiretti, ciao Luca. Ciao Caterina, ciao Volpiano. Ieri sera bellissime canzoni, come saranno stasera? Dani, speriamo che siano piaciute.
Le canzoni sono la primavera del buon umore, ma oggi a disturbarmi è tornato l'inverno meteorologico. Ma Un posso saluto da dire? Carlo Rotellini da Corio. Ciao Carlo, Carlo. grazie. Ciao Enrico, tempo fa ti avevo richiesto La Casa del Sole cantata dai Pooh. Per noi è una canzone bellissima, ce la puoi cantare? Grazie Alessandro e Corrado, affezionati ascoltatori. Va bene se ve la faccio domani o venerdì? Anzi no, fermi tutti, ve la faccio venerdì. Venerdì abbiamo qua Alessia e Luciano e cercheremo di farla con tutta la potenza vocale del nostro trio. Va bene? La Casa del Sole, venerdì, me la segno. A tutta Casa Peretti e tutti i collaboratori, ma auguro una buona serata. Silvia da Motta Alciata. Grazie, Ciao Silvia. Silvia, grazie. Casa Peretti, forse Edoardo la conosce e puoi farmi ascoltare Gli amori veri di Finizio. Non c'è fretta, grazie Milena. Forse Edoardo. Chi è Edoardo? Edoardo. Chi è Edoardo? C'è qualche Edoardo? Posso chiamarti Edoardo? Allora, se però ha cantato però Edoardo. No, Amedeo. Ricorda che Amedeo, io non la so, però vedremo di metterla in programma. Grazie Milena, grazie. Tu la sai? Sì. E allora, ok. Nonno, sei meraviglioso, ma questo ti è il aspetto mio ultimo qua. nipotino. Oh, che Ciao. bello che Ciao è. Gabri. Ma che meraviglia. Ciao Gabri. Buona vita. Ciao Enrico, oggi sembra una giornata autunnale e vorrei ascoltare da te la canzone 29 settembre di Maurizio Vandelli. Maurizio da Volvera. Va bene, la mettiamo Magari- in programma, dai. Magari già anche domani sera, anche se avevo un'idea, ma... Anche se stiamo ad aprile. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Medeo Grillo, faccio gli auguri buon compleanno a mio fratello Francesco Primiceri che sta ad Orbassano, detto il fruttivendolo dei sapori della Puglia. Buona serata ad Antonio Primiceri. Ciao, Antonio, io grazie. ho un'idea per il fruttivendolo dei sapori della Puglia. Parlaci un po' che facciamo un bello spot da mandare in Casa Peretti e le facciamo incrementare il fatturato del 500%. Viva Casa Peretti, la nostra casa della musica. Giovanni d'Alessandria. Grazie Giovanni. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Enrico, bentornati a farci cantare e a tenerci in allegria anche stasera insieme a tutti voi. Casa Peretti, Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, a lui era dedicato il quarto brano di questa sera. Casa Peretti, un vortice di emozioni. Grande Amedeo, lo dice Laila. Grazie, Wow, Laila. Wow, grande Amedeo. Ciao Enrico, sei elegantissimo stasera. A dir la verità, perché ho registrato un po' di interviste nel telegiornale che vedrete nel mese di aprile e poi sono rimasto così. Bentornato Amedeo Grillo, lo dice Elena. Ciao Elena, grazie. Hai visto che affetto dei nostri amici a casa. Linda da Crema ci scrive: complimenti a Paolo per quello che ci fa vedere. Grazie infinite per la sempre grande piacevolezza nel passare del tempo con voi. Di Casa Peretti, grazie. Grazie Linda. Hai sempre delle frasi molto belle per noi, Linda, grazie. Ciao, sei stupendo, hai famiglia, di dove sei, fai musica bellissima. Chi sei? Allora, innanzitutto non so se diceva a te o a me. Allora, Appunto, chi visto che sei? Amedeo è sposato, non possiamo dire niente. Ciao Enrico, bellissimo inizio di serata, sempre più bravi. Dimenticavo, porgi le scuse a Valentina che ieri sera l'ho chiamata Marta. Buona serata a tutti, un abbraccio da Massimo. Può succedere. Oggi lui l'ha chiamato Edoardo. La mia vita, come quella di molti, è costellata di molti dubbi. Ma stasera, vedendo la scelta dei filmati, ho la certezza che Paolino, che è il regista, piace là. Sì. Questo è indiscutibile. Ma non poco. Ciao Casa Peretti, bravissimi. Come sempre bentornato Amedeo con la sua voce e interpretazione dei brani. Michela da Torino. Grazie Michela, Guarda sempre che gentilissima. Michela scrive solo quando ci sei tu. Ma brava Michela, mi fa piacere che scrivi quando c'è lui. Ma guardaci anche noi. Ciao Miki, grazie lo stesso. Ciao Amedeo, sei bravissimo, grazie per la vostra compagnia. Ciao Enrico, buona serata, lo dice Rosalia. Ciao Rosalia, un bacio. Ciao Rosalia. Amedeo, la voce più bella della canzone napoletana. Bravi, Lili D'Allora, grazie Lili, troppo buona. Bene. Scusate, da quando lo conosco che sono convinta si chiami Edoardo, invece Amedeo Milena. Vedi, oggi abbiamo... Va bene così, dai, non c'è problema. Ci mancherebbe, ti ringrazio, dai. Milena, noi ti salutiamo e ti mandiamo tanti baci. Buona diretta Enrico Amedeo by Lacchelucci. Ciao Lacchelucci che sarà qua venerdì insieme a Lucianino Ciao, Bianchini. grazie.
Ciao da Macco Poncini, grazie per la canzone Bella Bionda. Un saluto anche da parte del mio amico Mangione. Ciao Mangione. Ciao Macco Poncini, ciao. Bravissimi, come sempre. Grazie Francesco Lorenzo da Torino, grazie a voi. Ragazzi. Grazie a voi per stare insieme a noi. Ho una richiesta, mi piacerebbe sentire la canzone di Nassiria. Ciao da Marco Poncini e Mangione. Allora, se intendi Eravamo in 19, io te la posso anche cantare. Sì, sarà sicuramente quella, dai. Ma molto probabilmente sì. Scriveteci se intendete Eravamo in 19, va bene? Che serata, bravi. Amedeo, Enrico, fantastici. Paola da Pinerolo, grazie Paola. Grazie. Non sono arrivati messaggi. Ciao, ti sto Carciglia. guardando ora in diretta, siete bravissimi. Potresti farmi Vita spericolata di Vasco Rossi? Noi ce l'abbiamo già la Vita spericolata. no. Andrea da Torino. Ciao grazie. Andrea, domani sera, dai. Restate sempre in nostra compagnia, le vostre richieste arriveranno. Grazie, canzone di Bertoli cantata divinamente, Luisa da Pavia. Grazie. Luisa. Grazie. Ciao Magici, posso chiedere Alta Marea da dedicare alla mia bambolina Roberta? Grazie, siete fortissimi. Perché no? È un brano che abbiamo fatto di recente, però possiamo rimetterlo in programma volentieri. Ciao Amedeo, sei grande. Forza Napoli, chiunque tu sia va sempre bene. Ecco, qua non dobbiamo dire scrivete, firmate i messaggi, basta che scriva Forza Napoli e qualsiasi cosa. Siete grandi tutti voi di Casa Peretti. Amedeo, grandissimo. Titti e Giovanni. Grazie. Bravo Amedeo, bravo. Grande Ciro, sei un fenomeno, uno spettacolo, bravo, dai che stasera spacchi. Un ciao grandissimo da Tino e Betta. Forza Enrico, fatti coraggio. Ma l'ha fatta una volta sola, va bene. Luciano di Brandizzo ci scrive: ciao Enrico, ciao Amedeo, finalmente insieme, bravi come sempre. Grazie Lucio. Grazie Luciano, ci vediamo venerdì. Vogliamo una puntata speciale Ciro, con lui che fa karaoke, tutti i video degli scherzi, il supervisore tecnico a prova sono io. No. Tutta la puntata no, vi prego. Ciro the best, grappini, tanti grappini, cioè cuoricini. Scherzo troppo forte. No, già mi sto pentendo di ciò che ho fatto, ragazzi, perché io poi faccio gli scherzi e poi me ne pento, ma ormai sono fatti e ci sto pure male. Ciao amici Casa Peretti, ciao Enrico Amedeo. Anni fa, prima di cominciare a lavorare all'ASL, stavo andando in biblioteca a studiare i tarocchi. Prima di scendere dal 64 mi sono sentito dire da 3 ragazze quanto è bello. Io mi sono girato e appena sono sceso dal pullman mi hanno detto ti amo. Peppa. Enrico. Ma sei sicuro di ciò che hai scritto? Ma che bello! A me non è mai successa una cosa così. Mai, proprio mai. Amedeo, sempre grande, bellissima interpretazione delle orme. Lucio da Pinerolo. Grazie, ciao Lucio. Siete bravissimi, ci piacerebbe sentire Io Vagabondo. Va bene, guarda, se sei all'ascolto te la posso fare domani sera, va bene? Scherzo bellissimo, Ciro simpaticissimo, lo dice Giovanni d'Alessandria. Dai che siamo stati simpatici. Siete forti, dite a Roberta che è una stella. Chicco da Ge, Roberta sei la sua stella. Tutti bravissimi, tutti. Amedeo, le. Grazie, non so chi sia, ma grazie. Alle lacrime agli occhi Amedeo, ragazzi. Non sto scherzando, Amedeo ha le lacrime agli occhi. L'avete fatto commuovere stasera, siete stati grandi, vi voglio bene. La regia mi scrive vai saluta e quindi signore e signori accanto per voi Amedeo a Grillo ha condotto, ha diretto la puntata il nostro regista il Paolino. Vabbè, tutto il resto avete visto ed è questo ed è tutto vero. Ci vediamo domani per una puntata tête a tête, io e voi. Grazie di cuore a tutti e continuate con i programmi. Grazie a te. Rete 7. Ciao. Ciao. Da lunedì al venerdì